Un'interessante iniziativa come vostra prassi dedicata all'Alzheimer. Sì, oggi abbiamo pensato a questa giornata di sensibilizzazione proprio perché il nostro obiettivo era quello di creare una rete tra l'ordine dei medici, le istituzioni, la presenza anche dell'assessore comunale, la solidarietà sociale, insomma ci dà la speranza che si possa effettivamente creare un sostegno migliore per queste famiglie. La nostra associazione opera da più di 10 anni sul territorio, riscontriamo ancora oggi una remora culturale da parte delle famiglie, ma noi vogliamo proprio puntare su questo, fare uscire queste famiglie dalla solitudine in cui vivono questa problematica, quindi uscire dalle loro case, perché questo nel momento della condivisione, della partecipazione anche con la condivisione appunto del problema diventa un alleggerimento per il familiare e un modo di dare una dignità alla quale sicuramente ha diritto proprio anche al malato. Un'interessante iniziativa oggi sull'Alzheimer di cui lei è relatrice. La mia relazione riguarda la solitudine, l'inclusione sociale della persona con demenza. Oggi il messaggio che si vuole dare alla cittadinanza, ai medici curanti e a tutti i professionisti della salute è quella di considerare la sindrome di Alzheimer non come uno stigma, non come un qualcosa per la quale non si può fare nulla, ma come per una malattia, una sindrome, una patologia, chiamiamola come vogliamo, per cui si può fare molto. La famiglia può fare molto, ma non la si deve lasciare da sola. La famiglia va accompagnata. La sindrome di Alzheimer non è solo personale, è una sindrome che coinvolge tutta la famiglia, spesso destabilizzandola, ma spesso funge da collante. Quindi una preghiera ai medici curanti che possono fare molto conoscendo la persona assistita, molto non solo per la persona ma prevalentemente per la famiglia. Dottore D'Alessandro, ecco, quante sono importanti iniziative come queste anche per dare la giusta informazione in particolare ai familiari, a chi ha un malato di Alzheimer che magari si trova un po' spreparato, no? E le dico di più, non solo sono importanti per la funzione di sensibilizzazione che queste iniziative hanno, ma sono importanti perché costituiscono un fatto culturale. Tramite queste occasioni, tramite questi incontri, noi veniamo a conoscenza anche dell'attività mentale umana ed è sempre, indipendentemente dalla malattia o dalla salute, un'occasione di acquisizione di nozioni tecnico-scientifiche che nel nostro tempo mi sembrano assolutamente utili se non necessarie. Qualche consiglio velocemente? Qualche consiglio, il consiglio è essenzialmente umano prima e civile dopo. Umano perché il malato di Alzheimer, la famiglia del malato di Alzheimer è in una condizione sentimentale assolutamente fragile, delicatissima e quindi la massima vicinanza a queste persone. Da un punto di vista civile invece è il potenziamento, tutte quelle strutture assistenziali, mediche e di intrattenimento che possono rendere questa tragedia, questa malattia che è il dissolvimento della mente, possono renderla meno dolorosa, meno pesante possibile.